Spesso lei, come rappresentante e segretario della CGIL, è stato fortemente critico verso la gestione del polo e del consorzio universitario. Come mai? Sì, noi abbiamo denunciato una lunga serie di mancanze e di carenze per quanto riguarda i servizi. Dal punto di vista della didattica non abbiamo mai avuto difficoltà ad apprezzare, compreso oggi, la presenza del Magnifico Rettore di due nuovi corsi laurea, perché questo è un investimento per il nostro territorio e noi lo apprezziamo. Il problema serio sta nel fatto che ai corsi di laurea non viene mai riconosciuto anche l'esigenza di garantire i servizi ai ragazzi. Quindi questa gestione che dovrebbe andare a braccetto tra l'università e il consorzio ECUA invece crea grossi imbarazzi. Naturalmente siamo intervenuti più volte anche rispetto alla difficoltà economica del consorzio. E noi sappiamo che ci sono ben due problematiche aperte di milioni di euro, uno anche con l'università che si trascina da molto lontano e non sono riusciti nel tempo a chiuderla, e l'altro con la provincia che vanta a suo dire anche un credito. È chiaro che sono queste due vertenze delle fibrillazioni forti che non lasciano sereni le CUA, non lasciano sereni le famiglie che decidono di lasciare i figli qua ad Agrigento, e ben vengano. Ecco, noi rinnoviamo l'invito al consorzio e all'università soprattutto di dialogare e trovare le soluzioni che non possono passare solo e esclusivamente attraverso i soci delle CUA. Noi abbiamo 5 sindaci e la Camera di Commercio a reggere questo consorzio, ai quali va anche qui il nostro apprezzamento. Però sappiamo le difficoltà degli enti locali, e se tutti i soldi che necessitano per la gestione del consorzio universitario dovessero essere a carico dei comuni, vuol dire che hanno fallito. Ancora una volta questa martoriata terra rischia di perdere una qualcosa che parla di futuro e non parla di clientelismo, non parla di accattonaggio, non parla di meschinerie di questa natura. Ecco perché il nostro invito anche alla politica di occuparsi un po' di più nei limiti che gli è permesso. Speriamo adesso con l'elezione del presidente della provincia che ci sarà a fine aprile, si possa ritornare come libero consorzio all'interno di questo consorzio ad avere anche un altro riferimento.